Ed eccoci qui amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo in cerca dell'anima gemella. Viene sempre da Marsala e si chiama? Francesco Pipedone. Francesco, quanti anni c'hai? 25 ottobre devo fare. 25 anni. Ascoltami, quanto tempo è che sei single? 6 mesi. 6 mesi. Mentre tu praticamente 6 mesi fa eri fidanzato, da molto? Da un anno. Da un anno. Come mai ti sei lasciato? Non andavamo molto d'accordo. Chi? Con lei, la ragazza. Non andavate d'accordo? Incompatibilità di carattere? Sì. Francesco, tu lavori? Lavoro. Che lavoro fai? Falegname. Falegname, sempre qua a Marsala? A Marsala sempre. Va bene, dimmi, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Che tipo di donna vai cercando? Una ragazza semplice, che andiamo d'accordo, non ci sono gelosie, fa uno fa l'altro e si va sempre più avanti nella vita. Ah, questo sì. Poi dovrebbe, non so, lavorare o non ha importanza? Non è importante, questo lavoro io. Esatto, tu sei motorizzato? Com'è? Motorizzato sei, la macchina ce l'hai, ti puoi muovere? Sì, sembra la macchina c'è. Quindi non ha importanza anche se la ragazza chiama da Trapani o da Mazzara? Non è è la stessa importante. cosa, ti puoi spostare. Va bene. Che cos'è che a te ti attira in una donna? La cosa che ti attira di più in una carattere. donna? Il carattere. L'aspetto fisico non lo guardi? Anche l'aspetto fisico. L'aspetto fisico. E lo sguardo degli occhi pure. E lo sguardo degli occhi, cioè praticamente ti attirano gli occhi, solo gli occhi o ti attira qualche altra cosa? Anche a te l'altra cosa. Tipo? La personalità. La personalità. E oltre agli occhi e la personalità, cioè la cosa che tu vai guardando in una ragazza a prima vista quando la vedi, oh che bella ragazza, che cos'è che vuoi guardare? Sei sincera pure. Sei sincera. E dico oltre agli occhi, alla personalità e oltre alla sincerità, dico la cosa che maggiormente a te ti attira di più, che cos'è? E che andiamo d'accordo. Ho capito, va bene, cioè non vai guardando altro, non c'è magari una zona, non lo so, particolare che tu vai guardando? Prima la devo conoscere fino in fondo. Fino in fondo, e appunto, dico, la devi conoscere fino in fondo, per conoscerla fino in fondo che cos'è che si guarda? Si deve frequentare. Cioè la vuoi frequentare? Sì. Cioè ti interessa la frequentazione? Sì. Solo questo? Per conoscerla più meglio. Perfetto, mentre la cosa che praticamente tu non puoi assolutamente sopportare in una donna, che cos'è? Che se ne va con un altro, per esempio, è fidanzata con uno e poi se ne va con un altro. Cioè che ti fa le corna? Sì. Questo non lo puoi sopportare? Questo non lo posso sopportare. E d'altronde hai ragione. Hai detto ti chiami? Francesco Pipedone. Francesco, quanti anni c'hai? 25 ottobre. 25 ottobre. Va bene, amiche telespettatrici, avete conosciuto Francesco, 25 anni di Marsala, che è in cerca della sua ragazza ideale. Francesco è qui, si vuole sistemare, ha intenzioni serie, per cui per tutte quelle di voi che fossero interessate a chiamarlo non possono fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E telefonate perché Francesco è qui che aspetta. Francesco, come ultimo messaggio alle telespettatrici che ti stanno guardando, cos'è che vuoi dire? Perfetto, bellissimo messaggio. Allora amiche telespettatrici, ripeto, se voi siete interessati a Francesco, 25 anni di Marsala, non dovete fare altro che telefonargli al suo numero telefonico. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Francesco Pipedone. Perfetto, ciao.